Buongiorno a tutti, il nostro racconto inizia da Passo Pramollo, dove abbiamo lasciato la macchina per prendere il sentiero che ci porterà al Monte Corona. Prendiamo il sentiero CAI 504, subito dietro l'hotel al Gallo Forcello, un centinaio di metri da dove abbiamo parcheggiato la macchina. Arrivati a Casera Aureining, alla nostra sinistra, imbocchiamo il 501 che ci farà guadagnare la cresta, già proiettati verso il Monte Carnizza. Allora, abbiamo raggiunto la vetta del Monte Carnizza e questo è il punto più elevato di tutta l'escursione. Qua il panorama è a 360 gradi ed è veramente una cosa impressionante. Adesso proseguiamo e vediamo un pochino com'è il resto del percorso. Via, si parte! Allora, adesso dritti giù fino a Sella Carnizza e da lì risaliamo per arrivare fino alla cima del Monte Corona. Da qua poi riscenderemo per ritornare al punto di partenza. Monte Corona, arriviamo! Monte Corona raggiunto, noi praticamente siamo arrivati su in cresta da qua, a questo punto, poi abbiamo fatto la cresta tutta su fino poi a scendere per la sella ed arrivare appunto qua. Allora, non so il nome esatto, io lo chiamerò il sasso itinerante. Sono dei sassi che vengono colorati, disegnati, vengono lasciati sulle cime delle montagne, in luoghi particolari. Poi vengono raccolti da altre persone e lasciati in altri posti. Noi oggi l'abbiamo preso appunto sul Monte Corona e lo lasceremo domani su un'altra montagna. Grazie a tutti per averci seguito, questo è il percorso che abbiamo fatto, ne faremo tanti altri, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima, ciao da Cristina e Gianluca.